Allora, torniamo un po' a noi. L'altra domanda, siccome stavamo chiacchierando fuori onda, una cosa anche interessante anche per i telespettatori, idrochinesiterapia, perché si diceva di prevenzione e di cura, è una cosa banalissima, un incidente, una stortura, un intervento chirurgico al ginocchio, giovani, all'anca più o meno giovani, oppure problemi importanti, persone anziane. La terapia attuata in acqua termale, certificato, proprio una cosa sicura, tanto è vero che l'ospedale di Abano Terme fa riabilitazione in acqua termale, l'ha fatto sempre, ha degli effetti molto più rapidi nel recupero fisiopatologico del paziente. Quindi la possibilità di accedere, fare anche idrochinesiterapia nelle strutture termali può anche essere un'occasione per faccio vacanza, mi rilasso con il resto della famiglia e tutto, faccio anche questa riabilitazione e sto meglio, o la faccio fare al figlio che magari ha avuto questi problemi. È rimborsata dal sistema sociosanitario? No. Ecco, e la caschiamo. Però potrebbe esserlo. No, ma potrebbe esserlo. E oltre che potrebbe, dovrebbe. Quindi rispondo a due domande in un colpo solo. Un telespettatore chiedeva, vorrei accedere alle piscine, posso o non posso? In questo momento, ogni qualvolta ci sia una motivazione sanitaria, certo, è consentito sia il viaggio, sia l'ingresso nello stabilimento termale, sia l'accesso. Il famoso certificato medico. C'è lo stesso medico dello stabilimento termale può prescrivere, fa una visita e prescrive la terapia e si accede al ciclo di terapie. Quindi piccole cose, tanto per chiarire alcuni dubbi degli spettatori. La ricetta rossa, cioè quindi ciò che è dentro i LEA e è rimborsato dal Servizio Sanitario Nazionale, quindi vado dal medico di base e mi faccio fare la ricetta rossa, questo riguarda il pagamento, cioè chi pagherà quella prestazione. Ma non è che se io accedo a delle prestazioni sanitarie in regime privato e me le pago non siano sanitarie anche quelle. Serve la ricetta bianca? Sì, ma serve semplicemente la prescrizione del medico interno allo stabilimento termale. Si può anche arrivare senza una ricetta del proprio medico di base. E quindi basta fare la visita. Esatto, bisogna accedere a quel reparto. Per accedere a un ciclo di cure in ambiente termale bisogna fare comunque una visita medica di ammissione da parte del medico visitatore del centro, che si assume la responsabilità poi di tutto quanto può accadere in quella cura. La differenza sostanziale per i periodi normali, quando è tutto bello, tutto si può fare qualsiasi cosa. Nel periodo normale posso dire vado alle terme a rilassarmi, a prendere il sole a bordo piscina, mi faccio anche l'acqua termale. Mi limito ai servizi alberghieri, esatto, tra i quali il bagno in piscina. Esatto. E dopo se voglio far provare il fango lo provo, se voglio fare sta alla mia libera scelta. Perfetto. Sta alla mia libera scelta. Nel periodo adesso attuale di guerra invece posso afferire se sono in possesso se ho una motivazione, cioè mi reco in quel luogo per fare delle cure. Come potrà poi lo stabilimento termale, in caso di controllo, dimostrare che la motivazione del soggiorno era realmente di cura? Nel momento in cui tu, oltre a essere un ospite e un cliente, sei anche un paziente, qual è la sottile differenza? Hai fatto una visita medica, hai prenotato un ciclo di cure, qualunque prestazione esente IVA è una prestazione sanitaria e l'albergo ha depositato una cartella clinica relativa all'anamnesi, all'indicazione terapeutica e alla prescrizione delle patologie. Quindi, laddove la piscina è o oggetto diretto della prestazione sanitaria, quindi faccio un ciclo di fisioterapie individuali assistite da un fisioterapista dentro la piscina termale, bene, io entro in quella piscina per fare una prestazione, bene, accedi alla piscina sia che tu venga da fuori sia che tu dorma nell'albergo in modo residenziale, o viceversa, non faccio la fisioterapia in piscina, la piscina però è fatta di acqua termale e è un complemento, proprio la legge parla di complementare al ciclo di cura, quindi mi sono recato in quell'albergo per un ciclo di inalazioni, per un ciclo di fanghi, per della massoterapia, per rispondere a delle esigenze sanitarie. Faccio una visita medica di accesso, ho una cartella clinica, a quel punto l'accesso alla piscina, la balneoterapia, chiamiamola collettiva dentro la piscina termale, è un'attività complementare. In questo caso non ci sono limiti. Esatto, però la cosa che secondo me è un po' paradossale, anche perché l'ho sperimentato direttamente, è che il solo fatto di stare in acqua termale è già quello terapeutico. Certo. Per cui il fatto di dire un complemento mi sembra quasi una cosa disminuente, perché chi ha la possibilità di fare terme periodicamente e non può più farle, perché adesso contingentalmente diventa difficile, sente il fatto che
lo fa o non lo fa, cioè il fatto di andare in acqua termale, cioè ti fa star bene. Lo condivido e è il motivo per cui noi esistiamo, tuttavia non vale il principio dell'autotrattamento, cioè ci sono esigenze piccole e gravi. L'idrochinesiterapia può rispondere anche a un problema posturale, cioè una postura scorretta negli anni può determinare dei deficit motori, delle sindromi dolorose, quindi anche un lieve, può dire, difetto di postura può trovare risposta nel bagno termale e nell'acqua termale e nella piscina termale. Perché dico questo? Perché c'è poca domanda. Ci sono 10 hotel aperti, ha detto lei, vuol dire che sostanzialmente non c'è domanda sufficiente perché tengono aperti anche parzialmente al 40% tutti, perché se sono 90, immagini lei. Se manca la domanda è dovuta al fatto, alla mancata conoscenza, questo è un dato di fatto e lo vediamo dalle tantissime mail che riceviamo, che tanti dicono ma sono aperti e non lo sapevano, e vabbè, e questo è un dato di comunicazione. E l'altro è il fatto che molti medici, questo lo dicono anche gli albergatori, non fanno sta benedetta prescrizione neanche a livello preventivo. E allora dico, in mancanza di domanda, agire anche visto che lei rappresenta Federterra, sul governo, per cui dico, guarda, anche solo l'acqua termale per la signora che ha, o il signore che ha 60 anni, 70 anni, che fare l'immersione in acqua termale è già questa terapia. E quindi perché dover limitare, perché dover costringere la persona a andare dal medico, farsi il certificato rosso, il medico non te lo fa, o fare il fango, che magari alcuni hanno una preclusione mentale a priori, poi magari lì ma lo prova e scopre il mondo che veramente... Per quello dico, perché privare? In mancanza di domanda, perché manca la domanda. In mancanza di domanda bisogna, anche rassicurare le persone, perché c'è una mancanza di domanda legata anche a delle paure. Ho paura che quello sia un luogo pericoloso di per sé. Io in questi mesi ho sentito spesso parlare vapori in sospensione. Cosa vuol dire vapori in sospensione? Quindi si richiede alle terme di essere, come dire, di dare evidenza scientifica delle loro proprietà. Poi però veniamo talvolta percepiti o dipinti come luoghi pericolosi e si crea anche un effetto di paura e di percezione nell'utente finale che fa crollare la domanda, ma io mi domando, nel paventare questi rischi si dà evidenza scientifica? Perché parlare di vapori in sospensione non vuol dire nulla, quindi in termini di evidenza scientifica il rischio contagio è legato agli assembramenti, a una mancata prevenzione, vediamo tutti che bisogna misurare la febbre, conoscere un attimo la storia pregressa di un utente prima che acceda in un luogo, alla sanificazione dei luoghi. Quindi l'igiene che deve essere altissima. Alla competenza degli operatori, perché io ti posso servire in una cabina chiusa, ma se chi ti serve è un operatore professionale che è stato formato sul rischio Covid, che indossa tutti i dispositivi di protezione individuale. Se anche all'utente vengono forniti i dispositivi di protezione gratuitamente all'arrivo dell'albergo, se poi c'è addirittura un monitoraggio sulla salute dei tuoi operatori e dei tuoi attraverso i test antigenici, attraverso anche i tamponi molecolari, se c'è una presenza medica continua che in qualunque momento può controllare, isolare un soggetto e controllare eventuali sintomi per capire, questi sono tutti fattori. C'è poi un protocollo che si chiama Terme Sicure, approvato dalla Fondazione per la ricerca scientifica termale, FORST, altro organo, ente che pochi conoscono, la quale insieme... È recente oppure già esiste da tempo? No, esiste già da maggio, è stato poi recepito da UNI, che è l'ente di unificazione italiana, quindi si va sul sito di UNI, l'ente di standardizzazione, e ci sono le prassi che hanno recepito. Sono state costruite insieme al CTS, al Comitato Tecnico Scientifico, insieme ai migliori accademici nell'ambito della prevenzione, dell'igiene pubblica, delle patologie. Tutto questo non è stato comunicato. Questi sono fattori che rendono realmente i centri termali dei luoghi sicuri. Sicuri se rispettano queste... Se sono persone serie, a questo punto possono anche fare i controlli. In questa serietà, rispondo a lei, va benissimo la piscina, va benissimo tutto, però si passa per una visita medica, ma non perché è un obbligo, una costrizione, è elemento essenziale per valutare l'appropriatezza della cura termale per le tue esigenze e in questo momento anche per ridurre i rischi. Certo è che un'azione maggiore di divulgazione delle nostre caratteristiche, delle nostre proprietà nel mondo medico è obbligatoria. Chiedo anche al mondo medico
di avere maggiore apertura, perché quando sento un medico che non prescrive una prestazione termale perché non è convinto dell'evidenza scientifica della terapeuticità di quel mezzo su quella patologia, chiedo: lei sa che esiste la FORST? Lei ha mai letto o studiato tutta la bibliografia degli ultimi 30 anni in materia, tutte le ricerche pubblicate su riviste scientifiche con impact factor? Perché se lei ha fatto questi compiti probabilmente capirebbe che prescrivere le terme è qualcosa di utile. Ma lì forse deve agire proprio l'associazione di categoria con in modo Sulle importante. Istituzioni invece cogliamo la domanda del telespettatore: l'idrochinesiterapia, se c'è la volontà di farlo, la volontà politica, può essere inserita all'interno dei LEA. Anche le regioni hanno addirittura spazio, se vogliono differenziarsi da altre regioni, hanno lo spazio per inserire a livello regionale dei trattamenti integrativi, quindi la Regione Veneto potrebbe anche dire: per la mia regione, per i miei cittadini, inserisco nei livelli essenziali l'idrochinesiterapia con un budget dedicato. Benissimo, si tratta di verificare, e è verificabile, l'Università di Padova ha fatto moltissimi studi in materia, che questo non è un costo, ma sarebbe una soluzione, nel senso che risponde in modo appropriato e economico a moltissime patologie che oggi non sono servite. Assolutamente. Dobbiamo andare in pubblicità rapidissimi, poi torniamo insieme, ci sono tante altre questioni da affrontare tra poco.